Buonasera a tutti e grazie per esservi collegati. Io sono Anna Turquette e vi do il benvenuto a questa prima serata di Respirare Aviano, la prima di 4. Respirare Aviano è una manifestazione patrocinata dal Comune di Aviano, che ringraziamo, e che l'Oppure organizza dal 2017. Le abitudini di tutti noi sono cambiate decisamente in quest'ultimo anno e questa, che era una manifestazione che si teneva in presenza, è stata comunque trasferita online e abbiamo comunque voluto mantenere il nostro impegno. Io vi introduco subito con piacere l'ospite di questa sera, che è Carlotta Kovac. Buonasera a tutti, piacere, sono Carlotta Kovac, l'autrice di questo libro tradotto, ecco, perché in realtà l'autrice è un'altra che poi vi racconterò. E grazie anche all'Associazione L'Oppure per questa splendida opportunità, l'opportunità di raccontarvi stasera un po' di storia che ha interessato anche la nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, e spero di allietarvi, insomma, un po' per questo orario post cena per alcuni probabilmente. E ringrazio ancora tutti quanti, anche della presenza. Grazie mille Carlotta. Come hai anticipato, quindi questa sera ci porterai alla scoperta di antichi sapori tramite un ricettario che è stato originariamente stampato a Praga alla fine dell'Ottocento. Poi ci spiegherai meglio tutte le vicende legate a questo ricettario, appunto. Ed è un ricettario particolare perché raccoglie oltre 800 ricette che hanno però un alimento che le accomuna tutte, ovvero le patate. Capiremo anche nel corso della serata per quale ragione una scelta così particolare. Tu non ti sei però limitata a raccogliere e a tradurre poi queste ricette, a tradurre che erano già state raccolte in questo ricettario, ma hai fatto anche un'approfondita ricerca storica e hai raccolto delle notizie, delle storie appunto che riguardano 3 personaggi in particolare, arriveremo anche a questo, e hai contestualizzato un po' il periodo in cui questo ricettario è stato scritto, come ricordavo prima, alla fine dell'Ottocento. Io e Carlotta ci conosciamo da diversi anni e devo dire che mi fa molto piacere introdurre questo ciclo di Respirare Aviano proprio che nel suo libro, perché mi ricordo quando mi parlava di questa idea che aveva e quindi io ho seguito questo progetto dalla fase prima della fase iniziale, da quando era ancora un'idea, poi si è concretizzato in un progetto che ho seguito, chiedevo sempre delucidazioni, come andava, che progressi, e alla fine si è concretizzato in questa pubblicazione avvenuta nell'autunno dello scorso anno, a settembre, se non ricordo male. Esatto. Da dove salta fuori questo ricettario, quindi? Come è arrivato nelle tue mani e qual è la storia, ecco? Allora, guarda, tutto è iniziato molti anni prima ancora che ti esprimessi questo mio interesse per di scrivere questo libro. E in pratica cos'è accaduto? Mi sono ritrovata tra le mani questo libricino, ecco, tutto ingiallito dal tempo, che mia nonna disse: "Te lo regalo", me lo regalò mia nonna. Al che, in realtà lo lasciai in disparte intanto, perché quando lo aprii e vidi che era tutto scritto in gotico tedesco, io il tedesco l'ho studiato a scuola, purtroppo in famiglia, nonostante mia nonna fosse di madrelingua, ma non abbiamo portato avanti, diciamo, la tradizione purtroppo. E quindi insomma nel frattempo l'ho lasciato un po' da parte. Però ovviamente l'interesse dopo un po' è arrivato perché agganciato anche a questo ricettario c'era una storia che mi raccontava poi mia nonna spesso di alcuni personaggi che vivono insomma all'interno di questo libro. Ecco, a me piace pensare che diciamo le loro anime, la loro memoria viva all'interno delle pagine di questo ricettario. E allora, incuriosita, da storica dell'arte, come sei anche tu, visto che siamo compagni di università, ho deciso anche di prima tradurre per capire anche cosa fosse scritto e poi anche per capire se mia nonna volesse proprio che io imparassi a cucinare o approfondire ancora di più la storia, insomma, ecco. E niente, ho iniziato a tradurlo e nel frattempo anche volevo contestualizzare il libro, ecco. E pian piano sono arrivata a conoscere appunto questi 3 personaggi.
Il primo è la mia trisnonna, cioè la nonna di mia nonna, per capirsi, che si chiamava Leopoldina Neubauer, era viennese e era figlia di Johannes Neubauer e Barbara Rattauscher, che erano proprietari di due negozi di calzature nella Maria-Hilferstrasse di Vienna, che è una delle arterie commerciali più importanti di Vienna, ecco. Dove anche ricorda, anche mia nonna mi raccontava che vedevano spesso passare proprio l'imperatore Francesco Giuseppe e sua moglie, che conosciamo, insomma, che è famosa chiamata come Sissi, ecco, passare appunto per questa via quando raggiungevano il loro palazzo di Schönbrunn. L'attività era assai redditizia, tanto che la mia trisnonna riuscì a frequentare anche gli studi universitari, fino a quando purtroppo l'attività, per questioni anche economiche che interessarono l'impero austro-ungarico, diciamo, ebbero un crollo degli affari, e quindi mia nonna fu costretta ad abbandonare gli studi e trovare lavoro. E lo trovò presso presso una famiglia, la famiglia von Claudi, di questo funzionario che assai famoso e importante presso la corte d'Austria, ecco, che è l'altro personaggio, insomma, legato a questo testo che ho approfondito. E che lei poi seguì quando lui, terminato il lavoro che eseguiva presso la corte, ovvero lui era direttore della rete ferroviaria dell'impero austro-ungarico e anche macchinista personale, Lokführer, per l'esattezza sì, in tedesco, macchinista personale dell'imperatore e della sua corte. Quando nel 1886 andò tra virgolette in pensione, insomma, si trasferì a Gorizia. Per questo infatti anche la nostra regione fu interessata dalla presenza di questo illustre personaggio. E ovviamente la mia trisnonna lo seguì, proprio perché appunto aveva trovato presso di lui lavoro come governante. E a Gorizia appunto andò a lavorare sempre appunto come governante, a dirigere insomma la casa, le faccende di casa. E l'altro personaggio poi è appunto la scrittrice stessa, ma magari ecco la vediamo un po' più avanti, ecco, volevo magari, non so, se hai piacere approfondire un po' di più il personaggio insomma di von Claudi, ecco. Infatti è un personaggio che è molto interessante e dovremmo avere anche alcune sue immagini, e se non ricordo male in una delle prossime slide c'è un suo ritratto. Correggimi se sbaglio, dovrebbe essere anche questo un cimelio di famiglia, giusto? Sì, allora, era un quadro appunto che è a casa di mia nonna, e che appunto mia nonna raccontava, guarda, che il ricettario viene dalla casa di quel personaggio dipinto lassù. Ecco, ti dico, questo era quando ero ancora più giovane, insomma, quindi sono proprio ricordi di famiglia. E appunto questo personaggio che si chiama Claudius Alexander Ritter, che sta per cavaliere, von Claudi, perché lui era appunto come onorificenza era cavaliere, ecco, era nato a Gross-Bistritz in Moravia, parliamo della Repubblica Ceca, nel 1833, e morì appunto poi a Gorizia, no? Come vi dicevo. Lui passò alla storia proprio come il macchinista personale dell'imperatore, ma la sua formazione fu ingegneristica. A Vienna frequentò gli studi tecnici, fino ad entrare circa nel 1851 a servizio delle ferrovie di Budapest come allievo ingegnere. Ecco. Poi da lì incominciò la sua carriera, andò a lavorare come ingegnere presso la rete ferroviaria del Lombardo-Veneto fino al 1956, quando appunto l'impero austro-ungarico perse il regno Lombardo-Veneto, e per rientrare a Vienna a servizio della KEB, che era la Kaiserin Elisabeth Bahn, cioè la ferrovia dedicata all'imperatrice Elisabetta. Presso la quale si occupa proprio anche della realizzazione delle linee ferroviarie.
quindi non solo compiti da direttore, ma anche proprio di realizzazione, ecco, delle ferrovie dell'Alta Austria. E poi fu nominato anche capo della stazione di Vienna, per poi durante la guerra austro-prussiana dirigere anche il trasporto militare, che diciamo ne conseguì anche un titolo di grande prestigio, cioè quello di General Inspection Commissaire di prima classe, cioè un commissario generale ispettore di prima classe delle ferrovie austriache. E poi nel 67 fu nominato anche direttore dell'Ispettorato Generale ungherese. Quindi possiamo dire, diciamo, che lavorò all'interno del Ministero dei Trasporti, ecco, che all'epoca era la ferrovia che si stava proprio sviluppando, ecco, a quel tempo, per quanto riguarda proprio tutto l'impero austro-ungarico. E difatti di lui era un personaggio, ho scoperto poi anche leggendo varie notizie, facendo varie ricerche, che era un personaggio assai vicino all'imperatore, tanto che l'imperatore non viaggiava se a guidare il treno non era lui, in pratica. E lui, e anche ovviamente anche i viaggi per i suoi figli e sua moglie, ovviamente. E dicono anche le cronache del tempo che era talmente affezionato, insomma, a questo Claudi, questo imperatore, e altrettanto il Claudi. E infatti Claudi cosa faceva? Era solito anche rallentare alle 5:30 del mattino il treno per permettere all'imperatore di effettuare una rasatura perfetta, ecco, senza commettere incidenti. Quindi proprio, insomma, cercava di rendere i viaggi dell'imperatore piacevoli e confortevoli anche, e sicuri. E ovviamente il Cavalier von Claudi dopo, a un certo punto, diciamo, divenne anzianotto, e nell'86, appunto, come ti dicevo prima, si dimise, insomma, dalla carica, venne congedato, ecco. E andò appunto a vivere a Gorizia, in una villa, che era una villa che all'epoca si chiamava via Ponte Isonzo, e che adesso si chiama via Don Bosco, ecco, a Gorizia, presso la quale appunto andava a lavorare la mia trisavola. In realtà lei però abitava in una casa poco più avanti, proprio sempre della famiglia Claudi, è messa a sua completa disposizione. Ho fatto anche una ricerca poi d'archivio a Gorizia, dove appunto ho preso le mappe, poi ovviamente i numeri civici nel tempo sono cambiati, però pare appunto aver trovato una corrispondenza proprio su quello che raccontava mia nonna, perché mi ha fatto vedere appunto la casa dove abitava la mia trisnonna, e quella che potete vedere proiettata invece è la villa dove si recava per andare a lavorare, dove viveva Claudius von Claudi insieme alla moglie, che si chiamava Josephine Waginger. Ecco. In questa casa qui appunto lei si recava a lavorare per poi appunto ritornare nel poco più in là, insomma, poco più distante, insieme alla famiglia, ecco, perché lì poi nella casa poco più avanti nacque anche il mio bisnonno, ecco. E da lì poi ovviamente da Gorizia vengono tutta la storia della mia famiglia, insomma, fino a me, ecco. Curiosità mia, questa villa esiste ancora? Che fine ha fatto? Allora, questa villa esiste ancora ed è abitata, è ristrutturata e abitata, se non sbaglio, dalla famiglia Ternovitz, insomma, che sono conosciutissimi, insomma, a Gorizia, ed è visibile, insomma, lungo la strada, ecco, anche in macchina. È poco distante dal Palazzo Coronini-Kronberg, giusto per avere orientativamente un punto. Terzo personaggio, protagonista di questo libro, non dico forse il principale, ma sicuramente fondamentale, che è? Che è la Hannah Odumek, che in realtà è l'autrice vera del ricettario, ecco, del ricettario appunto che, come ti dicevo, veniva dalla casa del von Claudi e fu regalato appunto alla mia trisnonna quando lui morì. E Anna Dumek era di origine, cioè era nata a Praga, quindi sempre in Repubblica Ceca, in Boemia, nel 1847, cioè lei in realtà è diciamo registrata all'anagrafe come nata nel 1847 sotto il nome di Johanna
Carolina Hartmann, figlia legittima di Barbara Hartmanova. Però in alcune sue biografie compare, diciamo, sì, la data 1850-1851. Questo non riusciamo a capire se è un errore oppure una sua volontà magari di ringiovanirsi un po', questo non ci è dato sapere. Questa donna che mi ha dato tante gatte da pelare nella traduzione, ecco, del testo, nel 1867 sposò Joseph Dumek, che era uno scrittore professionista e giornalista anche, nonché membro del Consiglio per l'Agricoltura del Regno di Boemia, appunto. E il suo ruolo qual era? Anche quello di andare, girare per i territori dell'impero a insegnare agli agricoltori come le ultime tecniche di coltivazione, questo per apportare miglioramento economico e benessere nel regno. Ecco. E dal loro matrimonio nacquero poi anche 3 figli, di cui una che io personalmente non conosco, però ho sentito che alcuni insomma sanno chi era, ecco, quindi era conosciuta. Tra questi 3 figli c'era Anna Benignova, che era una famosa attrice che è fu membro del Teatro Nazionale di Praga. Ecco. Anna Dumek nel 1874 incomincia a diventare famosa come scrittrice di libri di cucina. Partecipa a un'esposizione agricola che fu organizzata proprio dal marito stesso per celebrare appunto il centenario dell'arrivo delle patate nel Regno di Boemia, nei territori insomma della corona ceca, ecco. E durante questa esposizione parteciparono numerosi agricoltori che esposero diverse tipologie di patate e anche tecniche di raccolta e coltivazione. Però si voleva anche dare spazio a come, diciamo, lavorare questa materia prima, e a pensare a ciò fu la Anna Dumek. Ecco, la Anna Dumek che espose 70 pietanze a base di patate. Ecco. E da lì appunto nacque poi l'idea di scrivere questo libro con ben 810 ricette, che lei appunto raccolse perché da questo evento diciamo riscosse un grande successo, che tutte le donne, le casalinghe dell'impero, incominciarono a mandargli ricette a base di patate. Quindi da tutti i paesi dell'impero, quindi tutte le tradizioni, insomma, sono raccolte in questo libro. Quindi anche una certa importanza, insomma. E quindi nel 1880 scrisse il primo libro, questa raccolta, di solo 516, che è un libro scritto in lingua ceca, per poi tradurlo in tedesco con approfondimenti, quindi con 810 questa volta, ed è la mia edizione, insomma, quella che mi è arrivata, insomma, grazie a mia nonna, ecco. Questi sono un po' i personaggi fondamentali, insomma, che stanno all'interno di questo libro, ecco. Nel libro però non ci sono solo ricette, perché tu alla fine hai tradotto anche un appendice in cui vengono dati dei consigli su come deve essere preparata una tavola, e soprattutto, una cosa magari un po' più curiosa, quali sono gli arnesi del mestiere, ovvero gli strumenti che avremmo trovato in una cucina mitteleuropea di fine Ottocento. C'è qualche differenza? C'è qualcosa di particolare che ti ha colpito? Allora, ovviamente i nostri strumenti moderni, grazie a Dio che ci sono, insomma, quello è poco ma sicuro. Un tempo c'erano strumenti ingombranti, molto ingombranti, però bisogna dire che la cucina delle donne nell'Ottocento era assai ricca e vasta. Lo spazio poteva essere anche grande, adesso questo non te lo so dire, so solo che insomma la cucina era il regno della donna, ecco, all'epoca. Tieni conto che le donne preparavano tutto, persino certe materie prime come il burro, ecco, faccio un esempio, cosa che adesso noi troviamo già preparato. E diciamo, nell'allestimento della cucina dovevano esserci tutte le varietà di utensili e stoviglie, da pentoloni a stampi di varie forme,
e per qualsiasi tipo di utilizzo, e anche di materiali diversi, proprio in base alla cottura, se si friggeva, se si cuoceva, beh, non in forno, ma nella stufa o comunque sul fuoco, ecco. Poi doveva vigere sicuramente l'ordine, e quello che mi ha incuriosito molto è anche i consigli che Hannah dà nella pulizia. Nella pulizia, ossia precisa che deve regnare la massima pulizia, e consiglia anche diverse metodologie per pulire i recipienti e le stoviglie proprio, in base al materiale di cui sono composti. Ti faccio un esempio. Lei diceva per recipienti in ottone e in rame si consiglia una pulizia con apposito detergente in polvere o miscela di acqua, farina, aceto e sale, più un risciacquo con acqua e asciugatura con flanella. Cioè, per dirti, il vero bio potremmo considerarlo, ecco, cioè non erano i detersivi che abbiamo noi oggi. Oppure si poteva anche usare, questa è simpaticissima, l'acqua di cottura di piselli o lenticchie, del lievito di birra o la cenere di legna. Questo per sgrassare in pratica, ecco. Oppure strofinare appunto con un grosso tappo di sughero bagnato nell'acqua e passato nella cenere o nella limatura di ferro. Cioè cose impensabili per noi, però all'epoca funzionavano, cioè facevano così ed era tutto bello pulito, Cioè... Sono un po' le ricette della nonna, no, Esatto, che esatto, ogni tanto sì, ancora esatto, sopravvivono. esatto. Un'altra cosa che mi ha colpito tanto di questo libro è l'apparato iconografico, cioè tu hai inserito tantissime foto, molte delle quali peraltro so che fanno parte della tua eredità, insomma, come ricettario. 2 mi hanno colpito particolarmente, tu lo sai perché ne abbiam parlato tanto. Una è quella che vediamo adesso. Chi sono queste persone? Allora, sì, questa qua è una foto, così chiudo anche il discorso di prima, cioè oltre al ricettario, quando von Claudi morì, una volta le persone erano solito lasciare magari in eredità, in dono, alle persone che avevano servito la loro casa degli oggetti, dei ricordi. E tra questi ci fu appunto il ricettario e questa foto anche, questa qua che stai mostrando, che ha, a mio avviso, facendo una ricerca, anche un'importanza proprio storica anche per l'Austria, perché documenta il rapporto che c'era di conoscenza all'epoca tra Giappone e impero austriaco, austro-ungarico comunque. In questa tavolata ci sono appunto dei giapponesi, una delegazione giapponese, e sulla destra, non so se si riesce a vedere, ma il terzo, quarto adesso personaggio, quello con la giubba bianca per capirsi, è proprio il cavalier von Claudi, quei baffoni che si usavano all'epoca di Francesco Giuseppe. E la foto, facendo una ricerca, attestimonia proprio un evento avvenuto tra il 1871 pardon, e il 1873. Questa missione Iwakura, in pratica. Che cos'è? Prende il nome da un ministro, sì, da un diciamo ambasciatore, ecco, che si chiamava Iwakura Tomomi, se non ricordo male, spero di pronunciarlo giusto, che fu inviato dall'allora imperatore giapponese insieme appunto ad altri membri appunto di questa delegazione in giro per l'Europa e anche per gli Stati Uniti, nell'esattezza, con lo scopo di andare ad apprendere le cose migliori dei vari paesi e portarle nel proprio impero. Questo perché era un imperatore con una visione lungimirante, insomma, ecco, e anche propositivo, voleva apportare appunto miglioramento e accrescimento economico per il proprio impero. E quindi mandò appunto questa delegazione in vari paesi, tra cui anche l'Italia e l'Austria. E in Austria questi giravano proprio con un diario, ecco, dove riportavano tutto ciò che li colpiva di positivo o in negativo. E in Austria rimasero affascinati, furono accolti appunto dagli austriaci, quindi presumo che questa tavolata sia proprio un pranzo, ecco, di accoglimento, e furono impressionati dall'esposizione che allora si teneva a Vienna, dal tesoro della Hofburg, perché furono anche ricevuti dall'imperatore stesso, e dalle divise militari dei soldati austriaci e anche dalla linea ferroviaria soprattutto. La linea ferroviaria dello Semmering, per l'esattezza, che è considerata la prima
linea ferroviaria di montagna europea, ecco, e rimasero affascinati perché le tecniche costruttive erano assai all'avanguardia a quel tempo, visto il terreno così tortuoso di quelle zone. E quindi il pensiero va sul fatto che il Claudi sicuramente fu interessato, visto che era direttore delle linee ferroviarie, responsabile di varie stazioni, aveva vari titoli, onorificenze e quindi insomma lavorava proprio a stretto contatto col Ministero dei Trasporti, soprattutto ferroviari, e direi che proprio insomma la cosa attesta quanto detto. Ecco, la foto è proprio un documento insomma, ufficiale, ecco. Sì, anche perché mi dicevi che hai trovato nel testamento di Fonclaudi, tra i vari titoli, ce n'era uno che non riuscivi a contestualizzare e che poi faceva Sì, riferimento. esattamente, esattamente. C'era nel suo necrologio, per l'esattezza, tra i vari titoli riportati, che erano veramente tanti, onorificenze ricevute sia dall'imperatore che da regnanti dei paesi europei che lui conosceva proprio perché affiancava l'imperatore durante i suoi viaggi. E uno di questi, guarda, me lo sono anche scritta perché è stato veramente difficile arrivarci. Cioè io avevo questa foto e vedevo in questo necrologio trovato nell'archivio, in un archivio della biblioteca appunto di Gorizia, nel Corriere Friulano di Gorizia dell'epoca, del 1903, la data in cui lui morì, allora, Commander des Japan, adesso te lo leggo così in malo modo, .hl.sch.o. Allora, o, visto che negli altri titoli veniva riportato come ordine, orden, ok, e va bene. Insomma, questo HLSCH Heiliger Schatz, cioè sacro tesoro. Diciamo, faceva parte dell'Ordine del Sacro Tesoro, che era diciamo, un'onorificenza data proprio dall'imperatore nel 1888, quindi molto dopo, insomma, questo periodo qua, a coloro che avevano servito in un certo qual modo anche l'impero giapponese. E in questo caso proprio grazie anche alle conoscenze, insomma, che Claudi regalò, ecco, all'impero per migliorare i propri trasporti. Ecco, anche se ti ho già tartassato di un sacco di domande in questi anni, me ne vengono ancora un sacco e ricordo a proposito a chi ci sta seguendo che se volete mandarci delle domande poi le gireremo a Carlotta. L'altra foto che mi è piaciuta un sacco è la prossima che vediamo. Che cos'è questo oggetto? Allora, quella è una Hofbonbonier, cioè allora, è un oggettino molto piccolo che doveva contenere dei confetti, comunque un piccolo presente di commiato, che veniva dato a coloro che partecipavano ai balli di corte. Allora, questo è un altro oggetto regalato dal Von Claudi alla mia trisnonna e quindi giunto poi a mia nonna che me l'ha insomma regalato. Che documenta la vicinanza di Von Claudi proprio alla corte viennese. All'epoca, proprio in questo periodo, verso fine gennaio, iniziavano i balli di corte. Balli di corte o ballo a corte, che era poche settimane dopo quello di corte. A quello di corte partecipavano, presumibilmente anche, penso, Von Claudi, proprio, diciamo, la ricca borghesia o comunque alti funzionari e nobili e membri ecclesiastici. Era un po' più aperto, diciamo era aperto a circa 2000 persone. E durante questo ballo, oltre il ballo stesso, insomma, il momento clou era proprio la possibilità di parlare con le loro maestà, di avere udienza. Quindi ci si metteva, diciamo, in una stanza, in una zona un po' più appartata e si poteva parlare, avere il privilegio di parlare con l'imperatore o l'imperatrice. Poi l'evento terminava a mezzanotte circa, quando appunto le loro maestà si ritiravano e come regalo di congedo, ecco, per gli invitati, venivano date queste bomboniere, in ricordo proprio dell'evento, che era qualcosa che quando si tornava a casa si voleva far vedere subito, insomma, ecco, ai propri parenti, proprio per tirarsela un po', ecco. E questa bomboniera, tra l'altro, riporta anche sopra una foto che è quella che raffigura appunto
Maria Valeria, la figlia di una dei figli di Francesco Giuseppe e Elisabetta, col marito e i primi 3 figli. Ecco, quindi magari questo onestamente non volevo approfondirlo, non so ancora se la presenza di quella foto indica che magari il ballo a corte si era tenuto per loro o per magari qualche battesimo, adesso non lo so, questo l'ho ipotizzato io, o semplicemente venivano date queste bomboniere con una foto qualsiasi, insomma, della famiglia imperiale. Ok, dal punto di vista linguistico invece, immagino non sia stato facile. Quali sono state le difficoltà più grandi che hai incontrato, ma non solo per quanto riguarda la lingua, anche proprio per come per come era organizzato il ricettario? Allora, guarda, ti dico la verità, io avendo studiato tedesco, allora intanto, vabbè, il gotico è stato un po' difficile, però una volta compresi i caratteri, per fortuna è a stampa, non è scritto a mano, quindi una volta capiti si va lisci, insomma. La difficoltà è stata perché alcuni termini erano proprio austriaci, non tedeschi. Cioè, per dirti, le patate in tedesco, anche a scuola, ci hanno sempre insegnato che si dicono Kartoffel, ecco. In molte ricette, non in tutte, quindi questo documenta proprio come Anna tiene conto di tutto l'impero austro-ungarico, ecco, quindi le ricette che vengono da tutte le parti dell'impero. In alcune usa il termine Kartoffel, in altre Erdäpfel, che vuol dire patate, utilizzato più in Austria, ecco, forse una forma un po' più dialettale, ecco, per dire appunto patate. E l'altra cosa difficile è stata, cioè che mi metteva il dubbio, insomma, di aver tradotto bene o male, è stato il fatto che in molte ricette lei dimentica degli ingredienti, cioè non ci sono, non c'è verso, cioè tradotta, ritradotta, mi sono fatta anche aiutare da un'amica, Annalisa Libè, che ha il marito tedesco, e niente, avevo tradotto giusto, insomma, e non si riusciva a capire. Probabilmente o si riferisce a qualche ricetta precedente, ecco, da cui dopo lei toglie alcuni ingredienti perché dice tanto sono scritti nella ricetta precedente, oppure forse anche qualche dimenticanza, perché una volta le donne sapevano cucinare molto bene, erano esperte, quindi certe cose le davano per scontate, voglio dire. Questa è stata un po', ecco, la difficoltà, ti dirò. Mi dicevi che anche per quanto riguarda le misure, ad esempio, in alcune ricette era molto precisa, mentre in altre meno. Sì, ecco, Sì. anche, sì, certe misure, certe volte ci sono, che poi comunque, cioè, sono giuste, a meno che non abbia fatto degli errori, cioè tutto può essere. Ci sono ingredienti, diciamo, che sono pesati in maniera molto eccessiva, ecco, quindi molte ricette sono fattibili, ti dirò. E poi sarà una sfida anche per coloro che avranno piacere poi di leggerlo e magari di provarle. Molte altre magari chi ha conoscenza proprio di cucina o è cuoco magari potrebbe anche metterci un po' più del suo, tradurle a suo modo, ecco. Ma infatti le ricette sono organizzate per settori, diciamo. Ci sono i piatti, non so, le focacce, i dolci, le torte salate, non so se le possiamo chiamare così. Sì. E quindi c'era un criterio, è sempre stato rispettato, è filato tutto liscio? Allora, anche lì lo si apre un po' una parentesi perché allora il libro è strutturato bene, cioè si va dalle zuppe, quindi da dei primi, a poi salse, a dei secondi di carne dove le patate fanno da contorno, a poi dolci e budini e Krapfen per esempio anche, tutto a base appunto di patate, farina di patate. Però ci è capitato di trovare anche, che infatti ho chiesto anche aiuto al mio curatore per capire se ero io impazzita o cosa, però effettivamente c'erano delle ricette, non lo so, era una sorta di trippe, ecco, nella parte dei pesci, nei piatti di pesci, oppure dei Krapfen, c'è un capitolo dedicato ai Krapfen, però ce ne sono alcuni anche nelle paste lievitate, ecco, che non è sbagliato, però insomma, sì, più fritto, insomma, c'era proprio un capitolo dedicato, allora dico perché le ha messe anche di là. Oppure anche le omelette, c'è un capitolo dedicato alle omelette, e però ce ne sono alcune che sono sottofrittate, però le chiama omelette, quindi sì, diciamo che
o sono state, cioè questo rende un po' secondo me anche il ricettario unico, ecco. Sicuramente questi errori dimostrano anche l'unicità insomma del libro. Venendo più nello specifico e parlando quindi delle ricette, ehm, io ho visto che alcune, sono assolutamente attualissime e non mi meraviglierei di trovarle in un ricettario dei giorni nostri, altre o per gli ingredienti fondamentalmente per gli ingredienti, sono un po' più difficili, ecco. In particolare tu mi avevi poi parlato dell'utilizzo delle patate con il tè? O avevo Sì, sì, bravissima. Lei, in pratica, dà una sorta di suggerimento, cioè questa è un po' una curiosità, ecco, che ti dicevo perché mi aveva colpito, che, le patate vengono anche utilizzate, non solo nei primi, secondi, ma anche proprio per accompagnare il tè, al posto dei biscotti, potremmo dire, o del panino, ecco. E lei appunto dice, guarda ti leggo anche il passo: "Quando le patate sono servite per il tè vengono lavate, salate, cotte in una stufa", adesso magari il forno, ecco, poi vengono appiattite un po', messe in un tovagliolo, quindi lei anche descrive come, disporle nella tavola, cioè dà anche dei consigli di, come apparecchiarle, ecco, proprio per il tè, messe in un tovagliolo e servite in tavola in una ciotola. Le estremità di questo tovagliolo poi vengono piegate in modo tale da adagiare le patate comodamente nelle pieghe così ricavate. Cioè una sorta come di busta creata col tovagliolo dove all'interno si metteva questa fetta di patata, che forse non so se chi è stato comunque a Schönbrunn o alla Hofburg che vede esposte nella sala dei pranzi dove c'è questa tavolata, ci sono proprio questi tovaglioli disposti a busta, ecco. Ed è insomma una curiosità, cioè proprio va anche nel dettaglio, ecco, dà dei suggerimenti anche estetici, ecco, per la tavola. Ecco, questo è probabilmente uno di quegli abbinamenti che ai giorni nostri risulterebbero forse un po' un po' particolari, ecco, cioè non ha Esagerato, esagerato. sì, boh, sai, magari nella tradizione mediterranea, poi magari in altri paesi è ancora normale, questo non lo so. Tu hai provato sicuramente, hai provato qualcuna delle ricette che hai tradotto? Qualcuna in Allora particolare di cui vuoi parlare? sì, allora ho provato le friccadelle, allora aspetta perché c'ho se vuoi la ricetta te la leggo velocemente, sarebbe la 63. Sono friccadelle di carne di manzo, in tedesco erano Frikadellen, ecco, che esistono, le fanno ancora oggi, dove però ho modificato qualche ingrediente, nel senso che il grasso di rognone obiettivamente io non l'ho trovato, poi se qualcuno mi dice che esiste, mi dica dove lo prende, così magari la provo proprio originale, originale. E ci ho messo, adesso mi sfugge se era olio o burro comunque, ecco, un grasso sicuro, e bisogna tritare finemente 500 grammi di carne di manzo, con 195 grammi di grasso di rognone, allora devo aver messo il burro sicuro, mettete in una ciotola con cipolla tritata e rosolata nel burro anche questa, cioè sono ingredienti tosti, tosti veramente, però sono venute buone, veramente molto saporite, ovviamente da mangiare con moderazione, ecco. 2 uova, 500 grammi di patate cotte il giorno prima e grattugiate, sale, pepe e noce moscata. Mescolare bene e ricavare delle fricadelle che sono come hanno una forma tipo di cevapcici, cioè sono come polpette allungate. Ecco, allora, non avendo il grasso di rognone, alcune mi son venute, ti dico la verità, altre mi si spezzavano un po', quindi le ho trasformate in polpette. Lo puoi fare perché fricadelle per loro sono anche le polpette, cioè la forma di polpetta nostra, ecco. Poi ho provato anche nei piatti a base di uova una specie di pasticcio, chiamiamolo, fatto di fette di patate crude, tranquillamente crude, sottili, e disposte alternate con le uova tagliate a metà, con della panna acida alla fine sopra, che si trova nei supermercati, e tra i vari strati un fiocchetto di burro sempre, e quello è anche quello buonissimo. Buonissimo, ovviamente, ripeto, le dosi consiglio di ridurle un po', ma ci sono delle ricette che si capisce da soli, insomma, ecco, che si possono fare tranquillamente come sono scritte, ma magari ridurre anche a occhio i quantitativi.
Ok, Ecco, queste quindi sono nell'attesa di trovare il grasso di rognone, di fare la sì, non ricetta non come, troverò come il mai. ricettario comanda, possiamo sostituire insomma con dei grassi un po' più alla portata di tutti, ecco. E Assolutamente sì. un'altra cosa che ti chiedo, sempre nell'appendice c'è una parte che parla di patate e tartufi ed è il giallo di, non so la Ah, pronuncia, sì, 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 sì. DCAC? Corretto? Allora, O in sbaglio? real non so come si pronuncia, quindi chi Okay. conosce la lingua mi ucciderà. Io dico DCSI Clusiowi, Clusiovi, non so adesso. In pratica, abbiamo allora, in realtà qua mi ha dato una mano veramente il mio curatore, il signor Beppi Pucciarelli e suo figlio, che ha conoscenza coi computer perché io non ne venivo fuori, anche attraverso i motori di ricerca semplici, digitando questo nome, insomma, non veniva fuori nulla, ma proprio nulla, neanche separato, né anche mettendo DSSI e Clusiovi, non veniva fuori niente. In pratica lei nelle informazioni storiche che dà, perché le dà anche un'informazione storica di quando arrivarono le patate in Repubblica Ceca, comunque in Boemia all'epoca, ecco, del suo del regno, insomma, in cui all'epoca lei viveva, lei dice che tra l'altro anche ad averle portate in Italia fu proprio questo Dessiassi Clusiowi, che d'italiano non ha nulla, ecco. E quindi probabilmente un errore che si è perpetrato nel tempo o di trascrizione, ma ti dico, si è perpetrato fino ad oggi praticamente, perché in molti testi compare ancora sempre scritto così. Però analizzando attraverso appunto il cieco, insomma, e l'aiuto appunto del signor Pucciarelli, siamo arrivati insomma alla conclusione che si trattasse di questo Carolus Clusius. Carolus Clusius che era in realtà si chiamava Charles Delecluse, era un botanico francese, viaggiatore, che fu chiamato anche a Vienna per dirigere l'orto botanico imperiale. Qua parliamo però dell'epoca 5-600esca, ecco. E quindi siamo arrivati a capire perché però, quindi Clusiovi è Clusius, ecco, in sostanza, te la faccio in breve la cosa. E Dessiassi, però perché Dessiassi? Cosa c'entra? In pratica, in uno scritto di questo personaggio, si legge: ricevetti 2 tuberi di patate e un frutto da Philippe de Sivry, prefetto di un monsignore in Belgio, che a sua volta le ricevette da un altro col nome di Tartufi, Taratofuli per l'esattezza. Ecco. Quindi siamo arrivati, diciamo, a capire, poi magari qualcuno ci smentirà, che è stato affiancato questo Philippe de Sivry a Clusius, per questo è de Sivry Clusiowi. Clusiowi, diciamo, è in ceco, ma è Clusius, insomma, in sostanza. E poi interessante è stato anche che Kartoffeln deriva da tartufi praticamente, quindi taratofoli, Kartoffel, quindi cartufolas dopo da noi e patate insomma in italiano. Ecco, quindi è stato anche un po' un viaggio alla scoperta anche dell'origine un po' del termine, ecco, delle patate. Benissimo. Noi ci avviamo verso la conclusione di questa serata. Chi dopo questa serata fosse interessato ad avere il tuo libro, che vi mostro qui, dove lo può trovare? Allora, diciamo, nelle maggiori librerie oppure anche sul sito internet, anche dell'editore che è Aviani Aviani. Okay. Rinnovo l'invito, qualora qualcuno volesse fare delle domande, approfittare dell'autrice qui presente dal web, chi ci sta seguendo su Facebook. Se vuol mandarci qualche domanda, Carlotta sicuramente sarà a disposizione. Regia, stanno arrivando domande? C'è qualcosa che vuoi aggiungere tu, Carlotta, nel frattempo che attendiamo? Beh, è un invito comunque a provarle queste 810 ricette a base di patate. Ovviamente non provatele tutte, se no vi escono dalle orecchie, però insomma per me è stato un viaggio piacevole, ecco, sia nella storia che anche nella cucina, vi dico la verità perché insomma mi sono appassionata, ecco. Mi sono Okay, appassionata anche alla cucina. nel frattempo, scusami, è arrivata una domanda. Le ricette fanno riferimento alla varietà di patata utilizzata? No,
no, questo no. Questo non c'è scritto, insomma, ecco, cioè lei non distingue una non so, patata americana da quella italiana, non lo so, ecco. Non c'è una distinzione. Proprio lei cita, parla di Kartoffeln in generale o Erdäpfel in generale, ecco. Quello che posso dire, aggiungere, è che le ricette sono fatte sia a base di patate lesse, diciamo, e poi schiacciate, quindi lavorate, o a base di farina di patate, che mi raccomando non è la fecola di patate, eh. La fecola di patate è fatta con l'amido. La farina di patate è difficilissima trovare, cioè in realtà non si trova. Io ho provato a fare con i fiocchi di patate, quindi le patate proprio essiccate, perché sono patate essiccate, magari ancora più spezzettate, magari mettendole in un frullatore, le spezzetto ancora di più proprio per polverizzarle. Ecco, potrebbe essere un'idea di business nel futuro, ecco, perché la farina di patate, cioè per esempio per i celiaci, le patate sarebbero un alimento giusto, ecco. Un'altra domanda per te, le patate sarebbero arrivate in Boemia a metà '800? Sì, nel 1800 no, pardon, no, nel 1864 si è tenuta l'evento, il centenario, quindi 100 anni prima. Ecco. Okay, quindi cioè relativamente tardi se consideriamo. Esattamente, relativamente tardi, cioè verso il '700 insomma, ecco. Uhm, Già nel '500 in Spagna, Belgio, poi Italia, e poi anche appunto in Boemia. Ecco, è arrivata un'altra domanda secondo me molto interessante, perché Sì. effettivamente magari adesso queste cose le diamo un po' per scontate. Per chi era pensato questo ricettario? Cioè queste, ricette sono dedicate a famiglie di fascia media comunque o magari un po' più elevata? Escluderei le fasce più povere per un discorso anche, dico io, di alfabetizzazione, cioè di capacità proprio sia di acquistare il ricettario che poi di riuscire anche a leggerlo banalmente. Tu parli all'epoca, Sì, a chi sì, era indirizzato, ma sì. chi era il pubblico di Allo solito? allora, io credo, vista appunto l'analisi diciamo storica, cioè il ricettario raccoglie appunto, ricette di tutte le donne dell'impero. Quindi chi stava in cucina era comunque, beh, come dici tu, non dico proprio poveri sicuramente, insomma, però anche la media borghesia, insomma. Quindi era indirizzata appunto a persone alfabetizzate sicuramente, però insomma anche non necessariamente nobili, assolutamente. Se erano nobili sicuramente le cucinava qualcuno per loro, ecco, quello è poco ma sicuro. Io credo che, cioè a me piace anche pensare che visto che il ricettario venisse dalla casa del Von Claudi, la mia trisavola possa aver fatto cucinare anche queste, queste ricette, perché no? Cioè a me piace poi pensare, ho fatto così un po' di riflessioni. Quindi poi tieni conto che essendo incentrate su un tubero che molti secoli, cioè l'importanza data è stata data un po' da lei, anche da questa Anna, la rivalutazione. Festeggiare questo centenario era proprio per rivalutare anche questo tubero che fino a quando è arrivato veniva considerato come cibo per le bestie, semplicemente. E invece è stato un tubero che ha potuto sfamare l'impero. Tutt'oggi, se pensi, è un alimento povero, brutto anche per dire la verità, che però se ben cucinato, lavorato con diverse idee di ricette può sfamare la popolazione, Sì, assolutamente, anche sì, sì, facile da infatti di coltivare. solito sono appunto associate a povertà, penso alle patate in Irlanda. Assolutamente sì. Okay. Un'altra domanda, che tu sappia, c'erano delle sagre di patate in Boemia, tipo quella che noi abbiamo da queste parti di Ovoledo? Que non lo so, questo non ti so rispondere. Ripeto, so che era stata fatta appunto questa expo, proprio un'expo. Come a Milano, ecco, è stata fatta proprio un'esposizione dedicata proprio a questo tour, ma era proprio per festeggiare, diciamo, l'arrivo, il centenario, ecco, dell'arrivo delle patate e presentando anche nuove tecniche di coltivazione e rivalutando proprio il tubero, cioè quella è stata, diciamo, chiamiamola la prima sagra, ma
ancora meglio di una sagra, voglio dire, è proprio stata un'esposizione anche scientifica, ecco, tecnica. Probabilmente dopo, forse anche la gente, avendo compreso anche il valore di questo tubero, possa aver anche organizzato, magari sono nate proprio da lì le sagre anche, probabilmente, potrebbe essere anche per questo, anche Eh, questo. questo potrebbe essere materia per un prossimo libro, se vuoi Magari quelle che abbiamo noi qua sì, partono sì, tutte sì. da questa rivalutazione fatta all'epoca. Certo. Carlotta, io ti ringrazio tantissimo per tutte queste informazioni che io trovo sempre interessantissime che ci hai dato. E prima di salutarti ne approfitto per ricordare i prossimi appuntamenti di Respirare Aviano. Il prossimo appuntamento è già giovedì prossimo con Alessio Conte, dottorando in storia presso l'Università di Padova, che ci parlerà dell'italianità in Dalmazia nel Novecento, tra fine Ottocento e inizio Novecento. Abbiamo appena pubblicato l'evento su Facebook. A proposito, per chi non l'avesse già fatto, seguiteci su Facebook e iscrivetevi anche alla nostra newsletter per restare informati su tutti i nostri eventi. L'evento sarà sempre alle 8:30, anche giovedì prossimo. Seguirà poi un incontro con Tommaso Manzon relativo alla filosofia, rispolvererà alcuni aspetti legati a Matrix, quindi una serata decisamente particolare e interessante. Chiuderà l'ultimo evento, l'ultima serata di Respirare Aviano, un evento dedicato alle donne, alle streghe e alle incisioni, con due storiche dell'arte. Quindi vi rinnovo l'invito a seguirci sui social e a seguire il nostro sito. E gli ultimi due eventi di Respirare Aviano, scusatemi, non vi ho detto, sono in programma per il 4 e per l'11 febbraio. Lo trovate tutte le notizie nei canali che vi ho indicato. Questa diretta Facebook resterà caricata sulla nostra pagina Facebook dell'Oppure e verrà caricata anche sul nostro canale YouTube, dove vi invito ad iscrivervi. E con questo io chiuderei, ringrazio tantissimo tutti quelli che ci hanno seguito e ringrazio di nuovo tanto Carlotta per questa bella Grazie a serata. voi, grazie a voi. Grazie mille a tutti.